Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio dunque a tutti voi, per chi ci sta seguendo in questo momento, 16:03, torniamo con la seconda finestra informativa odierna. Insomma, nel frattempo da stamattina sono successe parecchie cose a livello di cronaca e vi terremo proprio aggiornati in questa diretta. Tra l'altro, come detto, è una finestra aperta, non a caso abbiamo dovuto tenere anche noi la finestra aperta perché oggi è veramente un caldo incredibile, sono oltre 22 gradi, segnava prima il termometro dell'auto, tanto per dare insomma l'idea che questo ormai il mondo è pazzerello, no? Tra l'altro la prossima settimana segnalano l'arrivo anche di un fronte freddo, si potrebbe tornare sotto zero. Allora approfittate di queste giornate perché mi sa che dalla prossima settimana cambia di nuovo tutto. Anticipo di primavera, ma corriamo perché tra poco avremo anche l'ospite in diretta. Parliamo subito dalla cronaca, aggiornamenti da Trieste per quanto riguarda la questione legata all'entrata irregolare di migranti nel nostro paese. Sono una trentina le persone coinvolte nell'inchiesta aperta dalla Procura di Trieste su una presunta organizzazione criminale finalizzata all'ingresso in Italia di immigrati irregolari a scopo di lucro. Il pubblico ministero, Massimo De Bortoli, ha aperto un fascicolo a loro carico per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il tutto è scattato ieri con l'operazione della polizia e condotta dalla Digos, che ha portato anche a una perquisizione nella sede dell'associazione di volontariato Linea d'Ombra. Gli indagati sono quasi tutti stranieri, per lo più di etnia curda. Una parte risiede a Trieste. Sono in corso di esecuzione i mandati d'arresto chiesti dal pubblico ministero De Bortoli e accolti dal GIP Massimo Tomasini. Alcuni degli inquisiti sono in carcere, altri domiciliari. Altri sono ricercati, risulta indagato anche Gianandrea Franchi, 84 anni, vicepresidente della Onlus, che non è sottoposto a misura cautelare. Secondo la ricostruzione, gli inquirenti stanno indagando sui meccanismi con cui gli irregolari venivano fatti entrare in Italia dai trafficanti di esseri umani, contatti, somme pagate, ruoli e ramificazione della rete criminale. Allora, intanto saluto Oldino Cernoia che sta facendo le prove tecniche di trasmissione, parleremo tra poco con lui. Adesso il secondo servizio, andiamo in Piancavallo. I carabinieri sciatori della stazione di Aviano, con i volontari del soccorso alpino e i tecnici di Promoturismo FVG del polo sciistico pordenonese, hanno effettuato la bonifica di una valanga di grandi dimensioni verificatasi nella giornata di ieri, individuata sul versante del monte Tremol. Per evitare distacchi improvvisi, come accaduto nella giornata di domenica, le squadre hanno bonificato questa parte della montagna. È importante tenere conto delle condizioni di pericolosità ed è sconsigliato avventurarsi nell'area.
In giornata sarà firmata l'ordinanza di divieto di accesso a queste aree da parte del sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zopit, precauzionalmente a seguito anche del grosso distacco di ieri. Interdette la pista Salomon, la seggiovia e la nazionale alta e le aree contermini. Il pericolo valanghe è a livello 3. L'ordinanza permarrà in vigore fino alla cessazione del pericolo. E adesso ci trasferiamo a Gorizia per un'importante operazione di polizia giudiziaria. Lo scorso fine settimana, nell'ambito di servizi programmati di contrasto al fenomeno del traffico illecito di animali d'affezione, una pattuglia della Polizia di Stato in località Villesse ha intimato l'alta ad un anonimo veicolo tipo station wagon che percorreva l'autostrada 34 in arrivo dalla Slovenia. Durante il controllo gli operatori hanno rinvenuto nel bagagliaio della vettura 2 contenitori in plastica adibiti al trasporto di cose modificati con dei fori su coperchi, con all'interno 6 cuccioli di cane barboncino toy e 3 cuccioli di bulldog, in precarie condizioni igieniche e privi di documenti relativi al trasporto, al possesso e alle vaccinazioni obbligatorie. I cagnolini, di un'età compresa tra le 4 e 8 settimane, per cui quasi tutti con il divieto di viaggiare senza la madre, sono stati posti sotto sequestro sanitario ed affidati ad una struttura specializzata per il recupero di animali in difficoltà. Il conducente, un italiano di 46 anni, è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali alla Procura della Repubblica di Gorizia. Inoltre allo stesso è stata contestata l'introduzione illegale nel territorio dello Stato di animali da compagnia che prevede il pagamento di una sanzione da 500 a 1000 euro per ognuno dei 9 cuccioli trasportati. Allora, sono in corso i lavori di messa in sicurezza di un casale abbandonato a Villanova degli Udrio in via Donato. Queste sono le telefoto che ci sono appena giunte sul posto. Stanno operando i vigili del fuoco insieme alla polizia locale di San Giovanni a Natisone per quanto riguarda il controllo. Insomma, va detto che la casa era disabitata da tanti anni e la segnalazione è giunta dai vicini che hanno visto appunto stamattina alcuni pezzi di cornicione cadere a terra. Sul posto sono giunti celermente, come detto, la polizia locale che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco che, ripeto, in questi minuti, mentre stiamo andando in onda, noi eravamo sul posto anche per girare le immagini, faremo poi nella prossima edizione un servizio più completo, stanno operando nella massima sicurezza per mettere in sicurezza lo stabile e quello che ne resterà insomma in piedi di questa casa, ricordo in via Donato a Villanova degli Udrio. Per fortuna non ci sono feriti. Restiamo in tema invece di auto andate a fuoco, perché poi vi daremo anche un altro servizio e poi avremo l'ospite. Alle 12:50 di oggi la prima squadra della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine è intervenuta a Tavagnacco per l'incendio di un'autovettura. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco è riuscito a contenere le fiamme al vano motore dell'autoveicolo che si trovava nei pressi del lavaggio di un'area di servizio. L'incendio per fortuna non ha coinvolto persone. Restiamo in tema con un altro incendio, questa volta in A23, protagonista un furgoncino. Vediamo servizio. Alle 12:30 di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona è intervenuta con un'autopompa serbatoio e un'autobotte al chilometro 58 progressiva 500 della A23 nel comune di Cavazzo Carnico in direzione Tarvisio per l'incendio di un autocarro. Prima di imboccare la galleria di Bena, il conducente del veicolo si è accorto del fumo che usciva dal vano motore del mezzo, ha fermato l'autocarro nella corsia di emergenza ed è sceso e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno spento le fiamme che hanno danneggiato vano motore e cabina dell'autocarro. Fortunatamente il fuoco non ha causato feriti. Bene, torniamo in studio, siamo in attesa di perfezionare il collegamento col nostro ospite, Oldino Cernoia. Parleremo della Fondazione Villa De Claricini in quel di Moimacco, per precisione a Bottenicco va detto. Intanto nel frattempo andiamo a vedere se c'è qualche novità dell'ultimissimo minuto, in attesa, ripeto, di perfezionare il collegamento con il nostro ospite. Un attimo di pazienza, possiamo darvi anche i parziali delle partite di Serie D
delle squadre impegnate in questo momento nel turno infrasettimanale. Va detto che i risultati sono quasi tutti positivi, perché almeno quello che vedevamo fino a pochi istanti fa mentre andavamo in onda con il servizio. Allora andiamo a vedere, siamo già nel corso del secondo tempo, per la precisione in questo momento si dovrebbe giocare la metà del secondo tempo. Allora la Manzanese è in vantaggio sul Bolzano per 2-0, il Chions sta vincendo a Mestre per 3-2, Union Feltre Ambrosiana 1-2, Luparense Cartigliano 1-0. Montebelluna Campodarsego 1-1, Sedico Chiarlins Muzzane 3-0, ripeto sono ancora tutti risultati parziali, Trento Este 2-0, Caldiero Adriese 0-1 e poi via via, come detto, Belluno Azignano 0-1, anche questo da segnalare, e poi ripeto gli altri risultati che abbiamo dato. Le partite sono in corso, siamo intorno al quarto d'ora, 20° minuto di gioco, allora, del secondo tempo chiaramente. Allora vedo già pronto il Dino Cernoia, vediamo, sta sistemando come si dice le ultime fasi per quanto riguarda il suo smartphone. Allora ti vedo pronto il Dino, parlavamo di cultura, no? Importanti novità. La primavera in anticipo, direbbe qualcuno. Qui abbiamo toccato oggi picchi da 21-22 gradi, cose da quasi da Pasquetta, no? Invece a Moimaco avete ancora il ghiaccio oppure fa caldo? No, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata stupenda e la natura si sta risvegliando e le bellezze del nostro giardino all'italiana, del parco all'inglese cominciano a dare i primi segni di vitalità. Quindi certo. Diciamo che la primavera è alle porte, vorremmo anche noi partecipare a questa primavera che non è solo una primavera della natura, ma anche una primavera della fondazione, per Chiaro. toccare l'argomento odierno. Perché tra l'altro mentre proprio adesso stanno presentando il Giro d'Italia, no? In questi minuti a Milano stanno presentando il Giro d'Italia, non so se quest'anno passeranno da quelle parti per quanto riguarda le tappe, lo scopriremo solo vedendo. Chiaramente il Piemonte la farà da padrone, perché le prime 3 tappe saranno concentrate tra Torino e dintorni e poi le ultime 2 con arrivo finale a Verbania, però il Friuli Venezia Giulia, almeno di quello che ci sono i rumors, sarà interessato con lo Zoncolan da parte e si prospetta anche una tappa che vada da Grado a Gorizia. Vedremo insomma se sarà confermata questa cosa per quanto riguarda il territorio. Però torniamo a noi, perché c'è una cosa importante, no? È il 2021, sono i 700 anni di Dante Alighieri per quanto riguarda la sua dipartita, e la vostra fondazione insomma in prima linea, ne avevamo già parlato nel corso del finire dell'anno scorso, però quello che conta è che marzo, tra pochi giorni insomma inizieranno questi appuntamenti dedicati alla figura del sommo poeta. Sì, quest'anno è un anno particolare perché festeggiando i 50 anni della costituzione della nostra fondazione, che è stata decretata dal Presidente della Repubblica proprio il 15 marzo del 1971, cade fra pochi giorni questo cinquantennale. E abbiamo pensato di festeggiare questo con una ricorrenza particolare, cioè quella dei 700 anni della morte di Dante. Qualcuno dirà, ma come mai 50 anni della fondazione con i 700 anni di Dante? E la spiegazione sta nel fatto che la famiglia De Claricini Dorpacher nel 1466 trascrisse la commedia, come si diceva allora, cioè la commedia dantesca, e questo codice miniato è l'eredità sulla quale abbiamo costruito questo progetto Dante 700, progetto che tra l'altro è stato approvato dal Ministero dei Beni Culturali e gode del patrocinio del Comitato Nazionale per i festeggiamenti danteschi. Ecco che abbiamo preparato un programma intenso che proprio inizierà il 25 di marzo, giornata dedicata a Dante, con decreto del governo italiano, perché ogni 25 marzo si festeggerà la giornata di Dante. Noi il ricordo del sommo poeta. Esatto, e noi siamo pronti il 25 di marzo a iniziare tutto un programma che durerà tutto l'anno,
e che sarà affidato a Don Alessio Geretti, che è noto uomo di cultura sul nostro territorio, basti pensare a Illeggio, e aprirà i festeggiamenti, questa ricorrenza proprio con una prolusione, una conferenza su Dante. Questa conferenza si terrà, se possibile, in presenza, ma anche in streaming, perché evidentemente il grande pubblico, con le norme che ci sono, non potrà partecipare come a tutte le altre manifestazioni in presenza, e quindi sarà diffusa in streaming. Contemporaneamente, il 25 di marzo, inaugureremo ben 3 mostre su Dante. Una che riguarda Dante nelle cartoline illustrate, perché abbiamo rinvenuto nel ricco patrimonio archivistico della Fondazione De Claricini un patrimonio di cartoline postali che raffiguravano Dante e nella sua vita, e pertanto questo diventerà una mostra. Poi ci sarà un'altra mostra di miniature medioevali, dove il miniaturista Massimo Saccon ha, come dire, ideato varie miniature con le tecniche medievali che raffigurano Dante. E infine ci sarà anche una mostra di scultura di artisti contemporanei che si ispira a Dante e che viene gestito dall'editoriale Giorgio Mondadori. Questo è proprio l'inizio, un inizio veramente spumeggiante, di grande valore culturale, che inizia questa stagione. E la cosa importante, come hai detto tu, insomma, che alla fine sia direttamente o indirettamente le manifestazioni comunque si faranno. Chiaramente quando ci sarà la possibilità aprirete le porte ufficialmente alle persone per poter visitare la mostra, le iniziative. Quando i DPCM non lo permetteranno, comunque vada attraverso i new media, come si dice in questi casi, diffonderete quelle che sono le iniziative. Ma certamente, perché utilizzeremo le tecnologie multimediali per poter diffondere al grande pubblico ciò che non potremo fare in presenza. Certo. Noi speriamo di poter aprire questo compendio artistico e architettonico che è di una certa dimensione, che potrà anche ospitare manifestazioni all'aperto, soprattutto nei giardini, se ovviamente le condizioni ce lo permetteranno. Altrimenti faremo, anche grazie alla televisione come a voi, faremo una diffusione al grande pubblico tramite il mass media. Chiaro. Bene, Aldino, sì, prego. Io vi manderò un programma, ovviamente, di tutte le manifestazioni, che sono circa una trentina di manifestazioni, che vanno da mostre a conferenze, a spettacoli, sempre ispirate a Dante, a delle letture e convegni, sia in lingua friulana che in lingua nedisca, delle valli del Natisone. Quindi ci sarà tutta una serie di interventi che, insomma, allieteranno la nostra annata. Perfetto, io spero di essere la prossima volta. Prego. Anzi, Omar, il 15 di marzo ci sarà la conferenza stampa, alla quale ovviamente siete invitati, dove presenteremo l'intero programma dell'annata. 15 marzo, ore 11:30, per la stampa e per il pubblico, perché sarà su Google Meet per la stampa, mentre sarà sulle piattaforme Facebook e YouTube, no, per il pubblico. Chiaro. Bene, Aldino, io ti ringrazio come sempre, spero la prossima settimana di venirti a trovare, così magari facciamo un'altra diretta proprio da Villa De Clarinici. Perché sarebbe così bello far vedere al pubblico, no, il luogo dove si svolgeranno queste manifestazioni, che è un luogo veramente affascinante, che ci consentirà anche così di attrarre l'attenzione del grande pubblico. Grazie, Omar.
sempre Bene. gentile con noi. Grazie anche a te, ti lascio perché so che hai degli impegni e non ti trattengo più di tanto, però ripeto, la prossima settimana a metà spero di passare direttamente in loco e così facciamo proprio una diretta come ti avevo promesso, direttamente da lì, così riusciamo magari a fare una cosa più lunga, anche magari itinerante, no? All'interno della villa o esternamente, per dare ancora più ritmo, no? E anche, perché no, ingolosire il nostro pubblico che ci guarda. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie al nostro ospite che salutiamo, ringrazio anche voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Termina qui il nostro spazio informativo, vi diamo appuntamento intorno alle 23 circa per Linea Notte con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio e mandi a tutti chiaramente. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonато lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.